Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora finalmente abbiamo capito perché possiamo fare a meno dell'ombrello americano, come ci dice in coro il mainstream antitrampiano da settimane. Sapete perché? Perché lo sostituiamo con la borsetta dell'Unione Europea. Un capolavoro, una cosa. Vedete, ogni tanto qui pensiamo, forse esageriamo, no, nelle critiche all'Unione Europea, nel dipingere le derive, le storture, proprio la fallacia alla radice di questo progetto burocratico, che comunque avrà dei lati positivi, insomma non bisogna indulgere in una caricatura, e poi loro ti fanno una caricatura superiore a qualunque caricatura tu possa mai fare, se la autoallestiscono. Sto parlando del video che sta imperversando ovunque in queste ore di Hadi Al-Laib, commissaria europea per la gestione delle crisi. Questa signora belga di origini algerine a quanto pare, ma irrilevante, è la commissaria per la gestione delle crisi, e con un suo video, un tutorial, ci ha tenuto a illustrare come gestirebbe una crisi bellica sul suolo del vecchio continente. Il video consiste, tenetevi forte, prendete anche appunti se avete a casa a disposizione un block notice, nell'illustrare il contenuto di quella che lei chiama la mia borsa della resilienza. La borsa della resilienza, cioè anche il linguaggio è importante, cioè non è della sopravvivenza, dell'emergenza bellica, della guerra, cioè non sono parole reali che definiscono una situazione reale. La resilienza, no? Questa ideologia asettica per cui la guerra si affronta con la borsa della resilienza. E il video si apre con una sorta di musica che evoca le musiche di James Bond. Vi giuro che non ho, come dire, fatto una colazione alcolica, ho bevuto un cappuccino. E lei inizia: cosa c'è nella mia borsa? E inizia a illustrare gli oggetti essenziali che qualunque europeo deve avere nella borsa della resilienza se si innesca la guerra in Europa. Acqua, torcia, medicinali, documenti di identità e fiammiferi. Sì, preparato, sì, sicuro, ha concluso la HIB, un consiglio fondamentale ovviamente che cambia completamente il paradigma. Poi ci sono anche altri oggetti poi ritenuti indispensabili soprattutto per le prime 72 ore, tra cui un coltellino svizzero. Quello è fondamentale perché, come dire, se ti trovi davanti un tank dell'Armata Rossa, tu sguaini il coltellino svizzero e hai risolto la situazione, no? Ti sei dimostrato resiliente col tuo coltellino svizzero. Un accendino, un power bank, occhiali da vista, dei contanti, perché dice la commissaria alla gestione delle crisi: nel mezzo di una crisi il cash è sovrano e la tua carta di credito può essere solo un pezzo di plastica. Tra l'altro smentendo l'ideologia anticontante che portano avanti da anni loro signori. Ma e poi, attenzione, altra cosa fondamentale insieme al coltellino svizzero: un mazzo di carte da gioco, perché un po' di distrazione non fa male a nessuno, dice nel video questa commissaria. Ma è ovvio, se riesci a, come dire, nasconderti, non farti trovare dall'invasore, approfittare di un momento di pausa delle operazioni belliche, organizzi un bel giro di scopone scientifico, no? Insomma, così, perché comunque un po' di distrazione va bene a tutti. Questo video fa seriamente parte di una campagna lanciata dalla Commissione europea per prepararsi a eventuali scenari bellici. Tra l'altro, proprio ora che il presidente americano ha questa bizzarra idea di ottenere una pace in Europa. Tra l'altro poi ha fatto una conferenza stampa, la commissaria, un giornalista proprio italiano gli ha fatto notare che c'erano un po' di critiche sui social alla sua illustrazione del contenuto della borsa della resilienza. Lei ha risposto, perché aveva un interlocutore italiano, quindi ha reputato di fare un'ulteriore battuta, ha detto: tranquilli, con le cose che si possono portare dietro per 72 ore ci si può fare pure la pasta alla puttanesca. Pasta, salsa di pomodoro, capperi, io la adoro. Pasta, salsa di pomodoro, capperi. Mi verrebbe da dire a questa commissaria: ma porca puttanesca, ma davvero è uno scherzo? Cioè, a un certo punto oggi pomeriggio ci sarà un comunicato della Commissione europea che dirà che questo video è uno scherzo, mi auguro, perché io, che non li stimo molto, non mai più pensavo un tale livello di follia dilettantistica. Invece è così.
Per cui signore, ognuno faccia le sue valutazioni. Posso dirvi che tra la borsa della resilienza col coltellino svizzero, i capperi per la pasta alla puttanesca e l'ombrello americano con più di 5.000 testate nucleari, la capacità di proiezione militare americana impareggiabile da qualunque avversario presunto invasore dell'Europa, io sarò bizzarro, sarò un uomo del Novecento un po' retro, ma mi tengo ancora l'ombrello americano. Grazie a tutti, rimanete con noi perché sta per arrivare Vittorio Feltri, vi aspetto.